E mi sono trovata in una situazione molto brutta con la guerra e adesso cerchiamo di fare una raccolta, aiutare il più possibile. Nelia è ucraina e vive da diversi anni nel veneziano. Come molti connazionali frequenta la chiesa del Nome di Gesù in Fondamenta Santa Chiara, nella cui parrocchia è stato allestito un centro di raccolta di aiuti umanitari. Lei ha parenti, amici in Ho Ucraina? due sorelle di là che sono anche cioè, militari, fanno parte del militare. Le battaglie continuano forti forti e non ho parole per descrivere tutto quello che sta succedendo in Ucraina. Gli ex compagni di scuola di Nelia, ci racconta, sono tutti o quasi tutti partiti per il fronte. C'è qualche giunta Più medicinali. Una signora entra in parrocchia per chiedere di quali generi alimentari ci sia più bisogno. La risposta è che più che di cibo c'è necessità di garze ed elastici per fermare le emorragie di sangue. Spaventosa questa cosa, non ci sono parole di fronte a questa cosa. È chiaro che possiamo fare poco da qua, ma quello che si può credo sia giusto farlo. E andrò in farmacia a comprare quello che... Adesso vado in farmacia e poi andrò qui al supermercato vicino. Accanto a Nelia c'è Natalia. In Ucraina ha il marito e due figli. Al telefono le dicono che la situazione dove stanno loro è relativamente tranquilla, ma lei non ci crede, lo dicono solo per non farla preoccupare. Il suo desiderio quale sarebbe? Quello di farsi raggiungere da suo marito e dai suoi figli qui in Italia? Loro neanche non pensano di venire qui. No, 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 loro dicono che se in quella situazione andiamo a fare guerra di difendere la nostra patria, che non vogliamo scappare dal nostro paese. Vogliono difendere. Un'altra signora entra a donare generi alimentari. Ha saputo di questo punto di raccolta con un passaparola che ora sta aiutando anche lei a diffondere. Quelli di Venezia, Centro Storico, Lido, e per quanto riguarda invece la raccolta a Marghera, per quelli di Terraferma, Mira e Riviera del Brenta.